Ciao ragazzi, dunque siamo in un bellissimo parco qui a Zero Branco, è il parco della Villa Guidini con alberi secolari, una cosa fantastica. Siamo anche, che ore sono? Le 7:30 del mattino, dunque abbastanza anche presto. Allora, sono qui appositamente per parlarvi un po' della mia passione per il gravel, cioè questa disciplina che è nata negli ultimi tempi, che ha diciamo un po' compensato quello che è il ciclismo su strada o il ciclocross, una via di mezzo praticamente. Cioè gravel in inglese vuol dire ghiaia e dunque è una disciplina dove si percorre tracciati sterrati, ok, dunque di terra piena piuttosto che o anche di ghiaia, misto anche a strade diciamo asfaltate a bassissima densità di traffico. E dunque è nata questa mia passione che mi piace un sacco, mi ha fatto riscoprire me stesso e soprattutto avere di nuovo il contatto con la natura. Dunque inizialmente io ero uno stradista, cioè dunque percorrevo sempre strade con la mia bici da corsa, però poi col tempo avevo perso un po' diciamo gli stimoli, soprattutto perché poi guidare in mezzo al traffico è sempre un po' un rischio. E dunque mi sono poi ho visto questa nuova diciamo un'alternativa diciamo al ciclismo su strada, che è una cosa fantastica. All'inizio però avevo un po' di difficoltà perché mancavano le tracce, dunque non sapevo diciamo come un po' girarmi in questa disciplina. Ho trovato delle applicazioni molto interessanti tipo Komoot, in cui mi pianificavo i miei percorsi. Poi ho trovato un sito veramente interessante, che vi lascerò il link sulla descrizione, è Gravel in the Land of Venice, dove in questo sito ti dà la possibilità di scaricare tutta una serie di percorsi nelle province di Treviso, provincia di Venezia e provincia di Padova. Poi ho deciso anche di abbracciare un progetto, diciamo chiamiamola un po' una sfida con me stesso, quella di ottenere comunque un brevetto, una premiazione che questo sito comunque proponeva, e cioè il completamento di 12 percorsi del nostro territorio. Questo mi permetterà di vedere vari percorsi. E dunque io ho già comunque affrontato 3 percorsi, ho fatto il Dese, la Ristera e il quartiere del Prosecco. 3 percorsi molto belli e fantastici che però purtroppo non riesco a documentarvi, ma documenterò tutti quelli che avrò a disposizione da fare entro il 31/12, tra l'altro, perché poi devo completarlo entro questa data. Questo mio progetto ovviamente è una sfida un po' con me stesso, mi porterà in mezzo alla natura, in mezzo all'arte del nostro territorio, alla parte anche culinaria, perché non nascondiamo che comunque la gola vuole anche lei essere soddisfatta ogni tanto. Però oltre alla sfida di me stesso, questo progetto è anche una sensibilizzazione di provare questa esperienza della bicicletta e della specialità della gravel, perché ci porta comunque veramente a conoscere in maniera approfondita il nostro territorio, cosa che purtroppo non abbiamo da conoscenza e non abbiamo sotto la cultura delle tradizioni. Bene, con questo facciamo una panoramica su Villa Guidini che è veramente spettacolare. Questa mattina è veramente molto molto bello perché è una giornata fantastica, non fa neanche tantissimo caldo. Venite a visitarla perché veramente è per un momento di relax. Ovviamente la visitate senza bici, o meglio, venite in bici qui e la visitate, potete fare anche un bellissimo picnic, potete fare qualsiasi cosa, insomma. Anche qui c'è un parco giochi, ci sono le porte da calcio, dunque in mezzo alla natura, in mezzo o meglio al silenzio della natura, o al rumore, ecco, diciamolo così, forse è meglio, della natura. Bene, questo è tutto, cominciamo, mettiamoci sui pedali e pedaliamo. Ragazzi, alla prossima. Ciao!